Quello che abbiamo ascoltato fino adesso a me ha fatto pensare, perché io mi chiedo dove erano le altre forze politiche quando è stato grazie a un comune a 5 Stelle, 7.000 abitanti, Sarego, al sindaco Castiglione, alla sua squadra e a quanti l'hanno aiutato, che siamo venuti a conoscenza di tutto questo. Ed è grazie al Movimento 5 Stelle e ai loro vari esponenti e ai vari livelli che tutto questo è stato tenuto vivo. Lo abbiamo ascoltato bene. Ecco, allora a me questo fa veramente pensare, perché se da una parte mi dà fiducia nella nostra forza politica, dall'altra io trovo desolante che siamo così soli e che i cittadini trovino così pochi riferimenti in qualcosa che è così vitale. L'acqua è ovunque, l'acqua è vita, l'acqua non si ferma quando l'ho inquinata. Quello che bevo oggi cammina domani. Se di fronte a una cosa così importante, così intima e così grave c'è una tale solitudine, allora io ho un'altra prova, un'altra conferma che al nostro paese serva qualcuno di libero di fare ciò che serve fare e che sia libero di farlo senza condizionamenti economici, senza condizionamenti di lobby, ma che risponda ai cittadini e ai fondamentali interessi che sono nella natura e nella Costituzione. Detto questo, guardate, è bene che i giornalisti ci aiutino a diffondere, questo è un allarme ambientale, qualcosa che ci riguarda tutti, centinaia di migliaia di veneti, ma anche se, io non lo so, ce ne sono tanti, pochi, non importa, adesso qui il dovere e la responsabilità sono nostri, facciamo girare questo appello, dobbiamo rendercene conto, dobbiamo capire quanto è importante e scusate, riferendoci sempre alla Costituzione, dobbiamo far pesare, dobbiamo far valere, dobbiamo esercitare la nostra sovranità, anche e soprattutto nel voto.